Karate grande protagonista a Sport Days con il maestro Tano Fattorello della Cesam, che ha organizzato un maxi evento presso la struttura sportiva di Via Tagliamento, dove è riuscito a coinvolgere centinaia di ragazzi e ragazze. Il Campo Coni ancora una volta si è vestito di bianco e non solo con Tano Fattorello, anche con altri maestri del calibro di Tommaso Rippiello, Gerardo Cappuccio e Raffaele Ciotola. Molto partecipato e seguito dagli atleti e soprattutto dal pubblico numeroso presente sugli spalti le performance degli atleti ed è stato inoltre organizzato un torneo di Total Combat, una disciplina ideata proprio dal maestro Fattorello e che incontra nei giorni nostri sempre più interesse e sempre più nuovi iscritti. Tanti gli appassionati del karate in tribuna provenienti anche da fuori regione con Puglia e Basilicata su tutte, che hanno raggiunto la struttura di Via Tagliamento e che hanno vissuto un pomeriggio all'insegna del grande karate, del divertimento, dell'agonismo e soprattutto dell'amicizia tra gli atleti.